Abbiamo votato la mobilitazione. Se la Regione continua a fare orecchie da mercante, a scaricare le responsabilità su altri, non facendo quello che sta nelle sue possibilità, non escludiamo di arrivare ad una grande mobilitazione della sanità pubblica nel Veneto. I sindacati parlano del D-Day della sanità veneta. La misura è stata superata, spiega Ivan Bernini, che annuncia che tutte le sigle sindacali hanno votato unitariamente lo stato di agitazione. 3.000 lavoratori in meno dal 2010 ad oggi nell'uso della 2 Marca Trevigiana, meno 556 medici nell'arco di 7 anni. Sono alcuni dei dati resi noti dalla CGIL in occasione del presidio davanti al Cafoncello che di fatto dà il via alla protesta. Comprimere troppo gli orari vuol dire non dare più la completezza e il minimo di sicurezza nelle attività mediche che vengono fatte. Servono, dicono i sindacati, nuovi giovani specialisti, soprattutto in anestesia e rianimazione. Quello che prima c'era chiesto di fare in 10, adesso ci chiedono pian pianino di farlo in 8, in 6, sempre meno, quindi è una questione anche e soprattutto per l'utenza e per la sanità pubblica di sicurezza. In agitazione anche il comparto della prevenzione per la tutela dei consumatori, per la sicurezza alimentare e quello della salute mentale. Questi tagli che sono programmati, le carenze di organico, la carenza di amministrativi, la carenza di tecnici, mettono in discussione la possibilità di svolgere questa azione di controllo e vigilanza con efficienza ed efficacia. A fronte di un enorme aumento della domanda e quindi di sofferenza da parte dei cittadini e dei loro familiari, c'è un'estrema contrazione della risposta. Altra nota dolente riguarda le retribuzioni. Secondo i dati forniti dalla CGIL, quelle dei medici veneti si attestano nella media nazionale, mentre quella dei camici bianchi di Treviso al di sotto di 2.000 euro. Per quanto riguarda invece le retribuzioni del personale di comparto, stando sempre ai dati forniti dalla CGIL, per il Veneto sono di 2.000 euro inferiori rispetto alla media nazionale, a Treviso al di sotto della media veneta. Per questo dai sindacati la richiesta che vengano incrementate le risorse economiche integrative a carico della Regione Veneto. C'è poi il nodo relativo ai contratti. I medici stanno aspettando da 10 anni il rinnovo del contratto di lavoro. Colpevolmente la Regione Veneto non ha accantonato le risorse da inserire nel Fondo Sanitario Nazionale per il rinnovo del contratto dei medici. Con il presidio di oggi i sindacati hanno dato il via allo stato di agitazione lanciando un ultimatum alla Regione, alla quale verrà inviata una nota congiunta chiedendo un incontro urgente. In caso di mancata risposta le sigle sindacali si dicono pronte allo sciopero generale della sanità veneta.